L'uomo più semplice, Vasco Rossi, 12:10. Questa è l'ultima puntata di Alla Catalla per quanto riguarda la versione invernale che è andata in onda su Radio Fantastica dal Parco Commerciale Le Zagare, ma non vi lasceremo la prossima settimana perché ci sarà il meglio del peggio, una settimana soltanto, giusto il tempo di preparare tutto e ripartire in diretta con Alla Catalla in the Summer, sempre dal Lido Azzurro come già avvenuto l'anno scorso e sempre su Radio Fantastica. Ma intanto, ultimo venerdì di ricette dalle Zagare con Loretta Ferro. Cosa si mangia oggi? Si chiama la pagina Un teleoperatore. che abbiamo Un teleoperatore. un teleoperatore. Un E Teletubbies. Toniettana, quale teleoperatore? E Toniettana. Lo so. Non lo impressionare, so, non no. impressionare. In pochi sanno i molteplici benefici che ha la farina di riso. Ecco, la Va farina bene? di riso. La farina di riso, io ti assicuro che facendo questi piatti, tu sai come lavoro io. Esatto. Io prima di fare postare delle foto, cucino realmente il piatto e io Ci sono mancasse. l'assaggiatrice ufficiale. Ovvio. Certe volte la cavia mio marito, però in questo caso mi disse lassimi fuori. Ah sì? Non Sì, ha voluto sì. rischiare Non perché? ha voluto rischiare perché a lui non piace il pollo, Ah, ma io ecco. ho fatto delle scaloppine Sì? al pollo. Si infarinano le fettine di petto di pollo, si fanno il burro lo possono mangiare i celiachi. Celiaci. Si infarina, si fa friggere con il burro, Regolarmente. dopo di ciò si toglie, si cambia la padella, si rimette un altro po' di burro, rimettiamo le nostre scaloppine Sì. infarinate e fritte e sopra mettiamo una gremolata di limone grattugiato, prezzemolo Buono. tritato e del limone spremuto. Bellissimo. Accendiamo il tempo che si scioglie un pochino il burro e sono pronte. Lo chiamavano Baltimora, questo giovanotto biondo con gli occhialini rotondi che cantava urlando come Tarzan una canzone che si chiamava appunto Tarzan Boy. Erano gli anni '80 e si usavano le giacche con le spalline alte, molto alte, i capelli cotonati, poi ciù fondalari, l'avevi visto, era un tipo molto particolare. E allora i videoclip erano molto diversi, oggi invece oggi i videoclip hanno raggiunto livelli eccezionali. Tra un po' ne vedremo uno che ci riguarda molto da vicino e che ieri abbiamo fatto vedere quasi, insomma, in anteprima, era appena uscito su YouTube. Fresco Come così. va? Va bene? Va molto bene, va siamo bene. vicini alle 3.000 visualizzazioni, nemmeno 24 ore. Nemmeno ci siamo arrivati. ma anche una barzelletta di Canebba arriva a 3.000 visualizzazioni Sono in 2 molto giorni. Ma come hai contento di fatto? questo. Con l'aiuto di tanti amici, insomma. E ringraziamoli subito li questi ringraziamo amici, tutti, va. sì. E allora, intanto per il video c'è Peppe Guerrera. Buongiorno Peppe. Buongiorno. Ok, ragazzo. Buongiorno. Ok, ragazzi. Come Sulle stai? mani. Come? Bene. Ti sei divertito a Abbastanza. girare questo video? Sì, abbastanza. Beh, voglio dire, insomma, un video musicale ci vuole anche un bel po' di, come si dice, di pazienza, perché bisogna girare tante Sì. scene, tante volte, magari quelle cose in movimento, quelle cose che si devono ripetere, però alla fine quando vedi il risultato finale, io Esatto. che l'ho sentito al telefono ho detto, sai, è una cosa molto carina, io sono contento, quindi Esatto. alla fine ti sei divertito, Sì, no? sì, abbastanza. Nonostante Gianfranco ti sei divertito. No, Gianfranco, anzi, devo dire, è stato molto bravo, molto preparato. Sai che mi è sembrato molto bravo anche in veste di attore, mi è piaciuto Sì, in questo infatti, video. Le sue espressioni sono buone, ci crede in quello che fa. Sì, Pare ma infatti- spugnuroso, Devo vero? ringraziare molto sia Giuseppe Guerrera che Domenico Emanuele che mi E hanno che- insomma spronato un pochino in E questa qua anche situazione. lui, e quindi applauso anche per Domenico Ciao. Emanuele. Buongiorno Domenico. Oh, Domenico, la scuola è Dance Generation, si Dance chiama Generation. così, ecco, e ti sei portato dietro anche le due protagoniste Del del video. video. Una è la finta zita del video di Gianfranco che si Esatto, chiama sì, Nancy. Nancy. Ciao Nancy, buongiorno. Quanti anni hai Nancy? 22. Quanto? 22. E quindi non ce n'è caccere. E l'altra che invece si chiama Maria. Buongiorno Maria. Buongiorno. Ma Maria che Applauso anche fa? per lei. L'amante nel video che fa? Chi da casconzo io? Una delle. A delle sconzo sconzo hai yoga, capito? esatto. Maria quanti anni hai? 23. E in questo caso anche non c'è carcere, va bene, Ok. siamo contenti. Cicacciula, Comis, hai visto che succede? Tu volevi tradire la zita qua, la Nancy,
perché Nancy, hai visto che c'erano altre ciche-ciula per i peri e sì. quindi tu con la scusa dell'acqua minerale che era finita Esatto. te ne vai a cercare pilo per i peri. Poi giustamente un pilo e paro paro. Perché c'è questa appunto questa ragazza, no, che mi stressa al telefono. Io ero lì con le due tipe, no? Però poi alla fine non ti finisce dopo bene. una nottata così non mi finisce bene perché poi lei si vendica. Ecco, ma anche le alte ti lasciano correre tutto ciò che hanno in mano. Gianfranco Comis ha fatto pure i gadget di Cicaciula, me li fate vedere? Ti dirò che non li ho fatti. E chi li ha io. fatti? Chi li ha fatti? La rappresentanza ecco, la rappresentanza di immagine, perché Domenico è bravo anche in queste cose. Mi fai vedere il cappellino in quella telecamerina lì, così lo facciamo vedere anche in grande, guarda, ecco così. Visto che è l'ultima puntata, Cicaciula magari... cappellino, ma non solo, che cosa sono quelli dei portachiave? I portachiavi di Cicaciula a forma della di cover CD, del della CD. cover del CD. Sono emozionatissimo. E allora, quella volta che avete detto non credo ai miei occhi, Leo Lachi, ciao Peppe e Tuppettolo, quella volta che ho detto non posso credere a ciò che sentono le mie orecchie, o contrario, dice Sennio, e subito dopo a ciò che vedono i miei occhi è stato quando una domenica, primo pomeriggio, mi trovavo con dei colleghi al Caffè Europa, al Corso Italia, quando ad un certo punto sento una frenata interminabile ed un botto assordante. Un cretino che calava come pazzo dal Corso Italia con una tinta Fiat Uno si è schiantato sulla mia macchina posteggiata facendomi 8.000 euro di danno e per di più era pure senza assicurazione. Non l'ho ucciso solo perché era già tutto rotto di suo. Ciao Antonio e Graziella. Beh, in questi casi Il cretino non dà vita da matte sempre che ti andà a fare un godo. Non lo dire a me. Ciao ragazzi, in the summer. Beh, quella volta che mi sono visto in ospedale dopo 2 settimane di coma a causa del mio brutto incidente stradale, steso sul lettino e mi chiedevo, ma dove sono e chi è tutta questa gente intorno a me? Non conoscevo neanche i miei genitori. Brutta esperienza. Un ciao e un bacio al mio amore Loredana. Amore, domani si va al mare. Mi è successo 3 estati fa, mentre tornavamo dal mare. Io tutta assonnata quando vedo un omone buono, il mio attore preferito Lorenzo Crespi, cretino scusate, Dai! Mi sono svegliata tutta di botto, sono scesa dalla macchina e finalmente l'ho salutato, cretino scusa Lorenzo, ha fatto delle figure, ma... Ho capito, però dai, lascialo stare. Allora, facciamo una pastella fatta con sale, farina di riso e acqua frizzante. Deve avere sempre la consistenza del semolino. All'interno mettiamo dei fiori di zucca tagliati a piccoli pezzetti e la zucchina, sai che è corredata dalla zucchina piccolina e tenera. Spesso sì, quella zucchinetta sì, ecco. piccolina, senza togliere la buccia, la tagliamo tutta a tocchetti e la mischiamo nella pastella e la friggiamo in olio di semi. Semplicissimo, sì, tutto qui, ma così viene facile. sì, facilissima. A tutti gli ascoltatori che ancora non sono entrati sulla nostra pagina di Facebook, Alla Catalla Official Fan Page, dove fan è scritto fun come divertimento e comunque basta scrivere Alla Catalla e la pagina che contiene oltre 29.000 amici è proprio quella ufficiale. Entra e clicca su mi piace. Così l'hai fatta giusta. Oh, Cicchiciuli, ma se vengo c'è un cappellino per me, se mi dite vengo direttamente con il pigiama. Alla Catalla a tutti un bacio, Alessandro il pizzaiolo. Sono se pochi. Vieni sì, perché Però il sbrigati. nostro Enzo DJ ha detto che sarebbe venuto già E l'ha fatto, col ed è cappellino in mano e guai a cuccio tocca, giusto? Per cui se ti muovi lo becchi anche tu. Buongiorno Pessi, io tutti i giorni dico Inghia, ma ne indiri meno su Gianfranco come sta fa radio alla Catalla? Io posso fare Canale 5, Italia 1, Rete 4, magari Sky posso fare. Ma nel frattempo ci ha raggiunti Loredana Calabrese. Buongiorno. Buongiorno a voi ragazzi. Ben arrivata Loredana. Grazie. LC Promotion, il nostro studio pubblicitario, e quando dico nostro mi riferisco ad Alla Catalla in particolare, ma anche alle tante produzioni di Radio Fantastica. E sempre grazie agli sponsor già in essere che vogliono e hanno il piacere di rimanere con noi, quindi un grazie infinito a loro e un grazie infinito a voi per tutto quello che riuscite a darci. Non so quanti lo avranno già scritto, ma io non ho creduto a ciò che vedevo e sentivo l'11 settembre. Non l'ha scritto nessuno e devo dirvi che anch'io ho pensato a quell'episodio lì quando ho detto ma non credo ai miei occhi. Era veramente una cosa Erano delle immagini impensabili, è vero. Con le immagini delle Twin Tower in fiamme mi sembrava un film di quelli catastrofisti come abbiamo visto tante volte, ma invece era tutto vero. Non lasciate Radio Fantastica, ci sentiamo stasera alle 20, va. Buon E poi weekend, di seguito. amici. Ciao, Forza Italia! Sempre! In diretta dal Parco Commerciale Le Zagare, su Radio Fantastica avete ascoltato Alla Catalla con Giuseppe Castiglia.